Ora, buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza. È la prima conferenza del 2026, abbiamo anche quest'anno un programma abbastanza nutrito di conferenze a cui spero di potervi vedere molto frequentemente. Allora, incominciamo oggi con una conferenza dal titolo piuttosto intrigante, direi, L'universo in lungo e in largo, e il relatore di oggi è il professor Enzo Branchini, che è un professore di astrofisica dell'Università di Genova, professore ordinario di astrofisica dell'Università di Genova. Funziona, sì. Il professor Branchini si laurea a Milano, poi ha un dottorato alla SISSA di Trieste, quindi fa diversi percorsi di studio e di ricerca all'estero, all'Università di Durham, se non sbaglio, Università di Groningen, poi va a Roma 3 e quindi finalmente nel 2022 approda presso la nostra università. Guida il gruppo di astrofisica e cosmologia a Genova. La sua attività di ricerca si svolge nell'ambito della cosmologia teorica ed osservativa e dell'astrofisica extragalattica. Autore di molte pubblicazioni, partecipa a progetti internazionali, tra cui la missione Euclid, di cui ci parlerà anche durante questa conferenza. Allora, torniamo al titolo della nostra conferenza, questo universo in lungo e in largo. Per studiarlo però, evidentemente, per aumentare le nostre conoscenze, ci vogliono chiaramente campagne osservative molto importanti per esplorare appunto l'universo in lungo e in largo. E ci sono quindi sicuramente telescopi come il James Webb, ci sono missioni, dicevo prima, della Euclid, e dei risultati più importanti ottenuti recentemente ce ne parlerà appunto oggi il professor Branchini, a cui lascio la parola. Grazie mille, grazie dell'invito. Direi di sì. Allora, dicevo, grazie dell'invito, buonasera a tutti. E dunque, comincerei dicendo, vorrei dare prima un pochino di prospettiva storica a quello che vi dirò questa sera. E comincerò col dirvi che se io avessi fatto questa stessa conferenza un secolo fa, avrei detto delle cose completamente differenti. Per, diciamo, farvi capire quanto è cambiata la nostra percezione dell'universo, quindi della cosmologia, prenderei come figura di riferimento una persona, un astronomo abbastanza famoso, ma non famoso al grande pubblico, che è questo signore, Jacobus Kapteyn, astronomo olandese, attivo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Kapteyn è la tipica figura di transizione, perché ha fatto un lavoro molto importante che, come dire, ha rappresentato in qualche modo il culmine della concezione cosmologica, diciamo, di vecchio tipo, e ha dato in qualche modo l'inizio a quella che chiamiamo adesso la cosmologia moderna. Cosa ha fatto Kapteyn? Dunque, Kapteyn lavorava nell'Università di Groningen, dove sono stato anch'io casualmente, e fu colui che per una quindicina d'anni, gli ultimi 15 anni della sua carriera, si occupò di misurare le posizioni nel cielo, le posizioni spaziali delle stelle della nostra galassia, quindi di mappare tridimensionalmente la nostra galassia. E lo fece, come dicevo, per 15 anni, e quello che lui riuscì a misurare fu di determinare appunto che la nostra galassia, che per lui coincideva con tutto l'universo, aveva una forma non sferica, ellissoidale, di una lunghezza, come vedete, di circa 58.000 anni luce, un'altezza di 10.000 anni luce, con il Sole che non stava esattamente al centro. La densità delle stelle non era uniforme, ma decresceva verso i bordi. Una cosa interessante, dov'è la modernità del lavoro di Kapteyn? Kapteyn lavorava in qualche modo in una maniera molto simile a quella che adesso gli astronomi moderni fanno. Kapteyn stava a Groningen. Groningen non ha un osservatorio proprio, c'è l'osservatorio ma non ha un telescopio suo. Però l'Olanda era una potenza commerciale e aveva osservatori in varie parti del mondo, in particolare in Sudafrica. Cosa molto importante se si vuole fare un lavoro come questo. Dovendo mappare tridimensionalmente tutta la galassia, dovete fare osservazioni sia nel nord, nell'emisfero nord, che in quello sud.
Questa cosa fu possibile appunto grazie al fatto che Kapteyn riceveva dati da una quarantina di osservatori intorno al mondo e per 15-16 anni raccolse questi dati, li omogeneizzò fino a riuscire a mappare la posizione tridimensionale di un centinaio di migliaia di stelle nella nostra galassia. La modernità sta appunto nel fatto che riceveva una grande mole di dati, cosa che succede anche a noi, e li doveva anche elaborare. Ora, per noi è abbastanza facile, abbiamo i computer, allora i computer non c'erano. E quello che Kapteyn fece fu di usare quelli che vennero chiamati computer umani, ovvero prendere dei giovani e dargli come obiettivo quello di fare calcoli molto semplici ma molto numerosi. E tipicamente queste persone giovani lui le prese dalle prigioni olandesi. Fu una forma ovviamente di pena alternativa e questa cosa ebbe un certo impatto nella società olandese e casualmente, piccolo aneddoto, quando io ero a Groningen durante gli inizi della mia carriera mi è capitato di conoscere l'ultima di queste persone che era ancora in osservatorio. Era ovviamente già anziano ed era un ragazzino quando aveva cominciato a fare questo lavoro con Kapteyn. Era rimasto in osservatorio essendo una persona in gamba e aveva continuato la sua carriera lì. Ora noi facciamo esattamente la stessa cosa ma lo facciamo con i computer. E Kapteyn fu esattamente la persona che per la prima volta mappò in maniera sistematica la distribuzione di stelle nella nostra galassia. E lui chiamava, notate il nome, questo sistema di stelle un universo isola. Tornerò tra un attimo su questo termine. Ora la galassia come la conosciamo noi è un po' più grande di quella che vedeva Kapteyn, che in realtà è un pochino più lunga, 100.000 anni luce. Il Sole è un pochino più distante dal centro, ma insomma la forma Kapteyn l'aveva individuata molto bene. E se volete un'immagine più realistica della nostra galassia, questa è la nostra galassia come siamo riusciti a mapparla con gli strumenti moderni, un disco stellare con un bulge al centro, una struttura più sferoidale di stelle al centro. Torno sul concetto di universo isola, perché il concetto di universo isola, questa strana parola che usava Kapteyn, in realtà deriva direttamente da Kant. Kant, in un suo lavoro, che appunto aveva a che fare, era di fatto la presentazione della sua cosmologia, sostanzialmente riecheggiando il concetto di isole di conoscenza che a lui aveva elaborato nella critica della ragion pura, sostanzialmente ipotizzava che l'universo avesse una struttura di tipo gerarchico, ovvero che le strutture nell'universo si organizzassero in stelle, ammassi di stelle, galassie o universi isola e poi in strutture sempre più grandi. Perché diceva questa cosa? Perché già a metà del Settecento si era capito, osservando la nostra galassia e le nostre stelle, che la nostra galassia non è fatta soltanto di stelle. Ci sono degli oggetti all'interno della nostra galassia che venivano chiamati nebulose proprio perché non erano puntiformi, ma la luminosità da quelle regioni era diffusa. E Kant ipotizzava che queste nebulose fossero delle galassie esattamente come la nostra, degli universi isola, soltanto talmente distanti da non poter risolvere le singole stelle. William Herschel, suo contemporaneo, che invece era un astronomo vero e proprio, quando andò a guardare e a osservare queste nebulose, trovò viceversa che alcune di queste erano sicuramente oggetti veramente diffusi, quindi nubi di gas. Altre in effetti potevano essere fatte di stelle e quindi universi isola molto lontani, però l'evidenza osservativa ancora non c'era. Allora, questa differenza, la natura delle nebulose, se fossero tutti oggetti dentro la nostra galassia oppure no, dominò il dibattito scientifico per quasi un secolo e si arrivò a quello che
venne chiamato in seguito il cosiddetto grande dibattito, ovvero la presentazione delle tesi contrapposte sulla natura delle nebulose, se fossero effettivamente oggetti all'interno della nostra galassia o galassie esterne. Ci fu un dibattito a Washington nel Museo di Storia Naturale in cui Shapley e Curtis presentarono le loro tesi contrapposte, dibattito che proseguì nei mesi successivi con una pubblicazione con le controdeduzioni di entrambi, e a quel punto, si era in estate, la comunità scientifica si polarizzò per l'interpretazione più conservativa, ovvero che tutte le nebulose fossero effettivamente oggetti dentro la nostra galassia. La cosa durò poco, perché a fine anno Edwin Hubble, che immagino alcuni di voi conosceranno, dimostrò, senza ombra di dubbio, che almeno alcune di queste nebulose, quelle che lui chiamava nebulose a spirale, erano effettivamente dei sistemi stellari, ed erano sistemi stellari molto più lontani rispetto a quelle che erano le dimensioni della nostra galassia. Quindi esistevano effettivamente degli oggetti simili alla nostra galassia, ma molto più lontani, esterni alla nostra galassia. E quindi improvvisamente, nel 1922, la nostra concezione dell'universo, da una concezione sostanzialmente molto locale, l'universo isola la nostra galassia, immediatamente divenne un sistema molto molto più grande. Ora, lo stesso Hubble, 7 anni più tardi, fece anche un'altra scoperta. Avendo visto che questi oggetti, queste nebulose spirali, erano galassie esterne, misurò di questi oggetti sia la distanza sia la velocità relativa rispetto a noi. E scoprì, quel grafico sull'asse delle Y mostra le velocità di 24 galassie e sull'asse X mostra le distanze di queste galassie, vide che tutte le galassie, o sostanzialmente tutte quelle che osservava, avevano velocità positiva, quindi si stanno allontanando da noi. E lo fanno con una velocità che è tanto maggiore quanto maggiore la distanza. Osservazione che venne interpretata come il fatto che l'universo stesso, il sistema universo, si espande. Quindi il nostro universo in soli 10 anni, da essere una struttura locale stabile, diventa una struttura enorme, dinamicamente interessante, un sistema in espansione. L'interpretazione teorica, e quindi la base teorica su cui comprendere queste osservazioni, l'aveva fornita qualche anno prima Albert Einstein con la sua teoria della relatività generale, che è la migliore teoria della gravità che noi abbiamo. Serve una teoria della gravità per studiare l'universo, perché la gravità è l'unica forza che davvero conta nelle interazioni tra i corpi nell'universo. Le altre forze sono troppo deboli, quindi basta la gravità per capire quello che succede. Teoria della relatività generale, osservazioni di Hubble, il nostro universo è trattabile come sistema fisico, lo possiamo comprendere, lo possiamo studiare, e è un sistema enormemente differente da quello che solo nel 1922 si tendeva a credere. Questo è l'inizio della cosmologia moderna. Allora, adesso faccio un salto avanti di 100 anni e vi dico qual è la nostra concezione attuale della cosmologia e quali sono i problemi aperti. Diciamo che lo scheletro teorico e anche osservativo è ancora quello originale di Hubble e di Einstein, e userò nuovamente questi concetti che di cui vi ho parlato finora. Prima però fatemene introdurre un altro, è un concetto abbastanza importante perché è una parola che userò spesso nella prossima mezz'ora. Ed è il concetto di redshift. Okay? Se voi osservate la luce bianca del Sole, e la fate passare attraverso un prisma, questa luce si scompone nelle sue componenti. Se prendete la luce solare e guardate quello che si chiama la scomposizione, lo spettro del Sole, vedrete
un continuo di colori a cui sono sovrapposte delle bande scure, che sono righe di assorbimento. Derivano dal fatto che all'interno del Sole ci sono certi elementi che assorbono a certe determinate lunghezze d'onda. Okay? Hubble, per misurare la velocità di allontanamento delle galassie, usava esattamente questi spettri. E come li usava? Li usava in questo modo. Un oggetto vicino, sto guardando lo spettro più in basso, avrà, come vi ho detto, un continuo con delle righe di assorbimento. Come possono essere spostate queste righe di assorbimento rispetto alla posizione che voi osservereste in laboratorio? Muovendo la sorgente, facendola viaggiare veloce rispetto a noi. Se la sorgente si allontana, queste righe e in generale la luce si sposta verso il rosso. È quello che si chiama effetto Doppler. Tanto maggiore, quello che osservava Hubble era che tanto maggiore è la distanza, tanto maggiore è la velocità di allontanamento e quindi le righe degli oggetti distanti appaiono sempre più spostate verso il rosso. Questo effetto è misurabile, basta misurare la differenza di posizione delle righe e lo posso misurare con un numero. Questa quantità si chiama redshift. Siccome Hubble aveva dimostrato che la velocità di allontanamento è proporzionale alla distanza, il redshift è ovviamente anche una misura di distanza. Quindi quando io tra poco vi dirò di oggetti, userò la frase oggetti ad alto redshift, intendo oggetti che sono molto distanti da noi. Dopodiché la luce ha una velocità finita, ci mette del tempo ad arrivare a noi una volta che è stata emessa. Un oggetto ad alto redshift e quindi molto distante è un oggetto la cui luce ci è arrivata dopo molto tempo, quindi quello che io vedo è un'immagine dell'oggetto molto tempo fa. Quindi quando io parlo e dico universo ad alto redshift, sto parlando dell'universo in una sua fase più giovane. Okay? Quindi userò il redshift sia in termini, diciamo, come una misura di distanza, che come una misura di tempo. Quindi quando in seguito dirò che abbiamo fatto delle osservazioni ad altissimo redshift, vi sto dicendo che abbiamo guardato degli oggetti quando l'universo era ancora molto giovane, estremamente distanti da noi. Okay? Benissimo, chiuso questa piccola digressione sul concetto di redshift, facciamo questo salto avanti di circa 100 anni. Cosa abbiamo imparato tra Hubble e adesso? Allora, quello che sappiamo è che abbiamo un buon modello cosmologico standard basato sulla teoria della relatività generale. È un buon modello perché è molto semplice, ma spiega una quantità enorme di osservazioni astrofisiche e cosmologiche. È davvero incredibile quante e differenti osservazioni riesce a spiegare con successo. Abbiamo capito che l'universo è popolato non soltanto della materia comune, elettroni, protoni, eccetera, eccetera, ma abbiamo evidenza indiretta di un eccesso di materia che non rileviamo direttamente. È quella che chiamiamo materia oscura, di cui non parlerò stasera. Dopodiché, circa 30 anni fa, abbiamo scoperto una cosa estremamente curiosa. Hubble aveva osservato che l'universo espande, okay? Si sta espandendo. Però l'universo, come io ho detto, è dominato dalla gravità, è l'unica forza che conta, e la gravità è una forza attrattiva. Quindi se l'universo si espande adesso, nel futuro potrà ancora farlo, ma lo dovrà fare in maniera meno violenta. Quindi l'universo dovrebbe espandersi con velocità sempre minore, dovrebbe decelerare la propria espansione. Quello che abbiamo scoperto 30 anni fa è che adesso, e da circa 2 miliardi di anni a questa parte, l'universo non ha decelerato la propria espansione, ma ha cominciato ad accelerarla.
E questo ci sta dicendo che nell'universo devono esistere delle componenti non standard, esotiche, che chiamiamo genericamente con il termine energia oscura, che sono necessarie per appunto spiegare questa osservazione dell'universo che espande in maniera accelerata. Questo è quello che abbiamo capito. Sono diciamo, evidenze sperimentali, osservative. Questo per quanto riguarda il contenitore, per quanto riguarda le proprietà dell'universo. Dopodiché l'universo è popolato di oggetti, è popolato di strutture. Il contenitore, ciò che studia il contenitore lo chiamiamo cosmologia, ciò che viene studiato, ciò che studia invece il contenuto lo chiamiamo astrofisica, ma ovviamente sono due concetti molto correlati fra loro. Di cosa abbiamo capito delle strutture? Beh, innanzitutto abbiamo elaborato e abbiamo a disposizione dei buonissimi modelli che ci spiegano in maniera quantitativa e precisa come evolvono le stelle. Abbiamo qui anche degli ottimi modelli che ci dicono come evolvono le galassie. Le galassie sono sistemi di stelle con gas, eccetera, eccetera. Diciamo, abbiamo più modelli di formazione di galassie in competizione fra loro perché diciamo, le osservazioni che spiegano riescono a spiegare un certo numero di osservazioni ma differiscono in altri particolari. Dopodiché abbiamo anche scoperto che all'interno delle galassie, al loro centro, in tutte le galassie, è presente un buco nero molto molto grande, un buco nero supermassiccio, di massa pari a 1 milione, 1 miliardo di masse solari, un oggetto estremamente grande. Tutte queste sono evidenze osservative, abbiamo ottimi, come ho detto, ottimi modelli per l'evoluzione stellare, per l'evoluzione delle galassie e anche per la formazione dei buchi neri. Che cosa non sappiamo ancora? Non sappiamo che cos'è la materia oscura, sappiamo che c'è, ma non sappiamo di cosa si tratta. Men che meno sappiamo che cos'è l'energia oscura. È necessaria a far espandere l'universo in maniera accelerata, ma la sua natura ancora ci è sconosciuta. La relatività generale è un'ottima teoria, è stata testata sulle scale del Sistema Solare, ma su scale cosmologiche non è ancora stata testata. Quindi dobbiamo capire se la relatività generale è davvero valida sulle scale cosmologiche di tutto l'universo. E siccome non sappiamo queste cose, non sappiamo neanche dire cosa succederà all'universo nei prossimi miliardi di anni. Non abbiamo questa capacità di predizione. Questo dal punto di vista della cosmologia. Dal punto di vista viceversa dell'astrofisica, quello che non sappiamo è quando si sono formate le prime galassie, quando si sono formate le prime stelle. La formazione degli oggetti stellari sappiamo più o meno quando deve essere avvenuta, ma non sappiamo precisamente e non sappiamo descrivere precisamente quali sono stati i processi fisici che hanno determinato la loro formazione. Né sappiamo quando sono nati i primi buchi neri che adesso osserviamo all'interno delle galassie. Queste domande, che sono ancora aperte, sono esattamente le domande a cui noi stiamo adesso cercando di rispondere e sono quelle che hanno giustificato le campagne osservative di cui sto per parlarvi. E lo farò descrivendo i risultati ottenuti o che diciamo sono in fase di ottenimento da parte di 2 osservatori. In questo caso sono 2 osservatori spaziali, non a terra. Uno è il satellite Euclid, lanciato nel 2023, e l'altro è il telescopio James Webb, lanciato nel 2021. Euclid, come vedrete, ha a che fare con il primo set di domande, quelle più cosmologiche. James Webb ha a che fare più che altro con il secondo set di domande, quelle più astrofisiche che riguardano come sono nate le stelle, le galassie, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo con Euclid. Cosa hanno in comune questi due satelliti? In realtà molto poco, sono delle macchine molto molto diverse, pensate per fare cose diverse
E direi che l'unica cosa che hanno in comune è la regione di cielo e la regione di spazio in cui sono. Se ne stanno tutti e due a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in un punto che sta oltre l'orbita lunare, lo vedete lì, che si chiama punto lagrangiano, il secondo punto lagrangiano, che è un punto abbastanza stabile nel sistema, diciamo nel campo gravitazionale del nostro sistema solare. Ed è molto conveniente avere dei satelliti lì appunto per la stabilità termica e radiativa della posizione. Per il resto, come vedremo, sono due oggetti, sono due macchine molto molto differenti fra loro. Euclid in particolare si occupa di cercare di rispondere a quelle domande che vi ho detto prima. Perché l'universo accelera? È dovuto all'energia oscura? È dovuto al fatto che la relatività generale non funziona su scale cosmologiche? Queste sono sostanzialmente le domande per cui questo satellite è stato concepito. E come possiamo capire, come possiamo vincolare la natura dell'energia oscura? Sostanzialmente facendo due cose. Tracciando in maniera molto precisa la storia di evoluzione dell'universo. Quanto l'universo e quanto velocemente l'universo si è espanso in passato. Prima osservazione. La seconda è quanto velocemente si sono evolute le strutture che noi osserviamo all'interno dell'universo. Per cercare di rispondere a questo tipo di domande è necessario, e dobbiamo rispondere a queste domande in maniera molto precisa se vogliamo vincolare la natura dell'energia oscura, è necessario raccogliere dei campioni enormi di galassie, molto grandi, in volumi estremamente grandi di universo, in frazioni non trascurabili dell'universo potenzialmente osservabile. In questo senso, Euclid esplora l'universo in largo. Okay? Euclid sostanzialmente farà due cose, ne fa tantissime, ma le due principali sono le seguenti. La prima è che cercherà di mappare la distribuzione tridimensionale, quindi di tracciare, di segnarsi tutte le posizioni nello spazio di una trentina di milioni di galassie non su tutto il cielo, che non ci riesce, ma 1/3 del cielo osservabile. Okay? Misurarle con alta precisione. Non funziona più il... Eccoci. Allora, come ho detto, per farlo ha bisogno di osservare delle enormi regioni di cielo. E quindi il campo di vista del telescopio è molto grande. Lo vedete nell'immagine a sinistra. L'immagine a sinistra vi fa vedere qual è il campo di vista, mezzo grado quadrato, mezzo grado per mezzo grado. Ci sta dentro comodamente la Luna. E quando Euclid osserva e fa una fotografia del cielo, ci mette circa 30 minuti a farla, e quello che fa è sostanzialmente la stessa cosa che aveva fatto Hubble, cioè misura le posizioni angolari in cielo, ma anche il redshift. Ora, Hubble ci ha messo 7 anni a misurare il redshift di circa 24 galassie, molto vicine a noi. Euclid impiega 30 minuti per misurare il redshift di 850 galassie, molto più lontano da noi. Il volume di universo che Euclid osserverà è circa 1 miliardo di volte più grande di quello che ha osservato Hubble. E abbiamo bisogno di così tanto volume e così tante galassie perché vogliamo tracciare in maniera precisa, come vi ho detto, la storia evolutiva dell'universo. Per darvi un'idea di cosa, diciamo, della potenza di osservazione di un satellite come Euclid, vi faccio vedere questa immagine. Questa è un'immagine di un campo di quelli osservati da Euclid. Voi dite sì, bella, ci sono delle galassie in primo piano, poi in tanti bei puntini. Quei puntini sono quelli che ci interessano, quei puntini sono galassie, sono esse stesse galassie. Per farvi vedere,
vi faccio vedere un'immagine in bianco e nero che è un pezzettino di quella, diciamo, di un'immagine simile a quella precedente. Questo è uno dei campi Euclid, d'accordo? E voi dite, bello, qui ci sono tante galassie, adesso facciamo uno zoom in quella regione, okay? 1/10 di quel campo. Guardiamo e ci sono ancora tante galassie. Facciamo un altro zoom. E ci sono ancora altre galassie. Facciamo un altro zoom e ci sono ancora altre galassie. Quel campo di galassie che vi ho mostrato prima contiene circa un 40.000 oggetti. Di questi campi Euclid ne osserverà, fate il conto, deve coprire 1/3 di cielo, questo è mezzo grado, il cielo sono circa 43.000 gradi quadri e fate un pochino voi il conto. Perché deve osservare così tante galassie? Come vi ho detto, Euclid vuole sostanzialmente tracciare l'espansione, la storia di espansione dell'universo. Quello che vuole davvero fare, per semplificare, è sostanzialmente di ripetere la cosa che ha fatto Hubble, cioè di misurare per le galassie il redshift e la distanza. Ricordatevi quel grafico a sinistra che è quello originale di Hubble, è un grafico che mostra sull'asse delle y le velocità di allontanamento e sull'asse delle x le distanze, ma lo fa per galassie vicine e in questo modo noi misuriamo la velocità di espansione dell'universo adesso. Euclid quello che vuol fare è di rifare quel grafico non qui, ma a varie distanze da noi e quindi a epoche sempre più remote, così da tracciare, da misurare la velocità con cui l'universo si espandeva nel passato. Ok? Ora, misurare redshift ve l'ho fatto vedere, è abbastanza semplice. Misurare distanza è molto più difficile. Un modo per misurare distanze, abbastanza comodo, potrebbe essere il seguente. Prendo questa penna, io so esattamente quanto è lunga, diciamo una decina di centimetri, ok? E misuro l'angolo che sottende quando io la guardo, cosa che posso fare. Se io conosco la dimensione di questa penna e misuro l'angolo, vi so dire immediatamente qual è la distanza a cui si trova. Se la porto più in là, questa mi appare più piccola angolarmente, la sua dimensione è sempre quella e io so dirvi a quale distanza si trova nella seconda posizione, esattamente come quel signore col righello a varie distanze. E quindi uno potrebbe dire, bene, ho tante galassie, conosco le loro dimensioni, guardo l'angolo che sottendono e misuro la distanza tra me e le galassie. Purtroppo le galassie non hanno tutte la stessa dimensione e quindi questa cosa non la posso fare. E quindi cosa faccio? Allora si fa una cosa un pochino più furba e la possiamo fare grazie a un evento che la natura ci ha regalato che cercherò di farvi capire. Allora, come vi ho detto, faccio l'analogia con voi che siete seduti di fronte a me. Come vi ho detto, se io volessi misurare la mia distanza dalle vostre sedie, quello che potrei fare, se foste tutti alti uguali, è esattamente il test che vi ho detto prima. Se io conoscessi la vostra altezza, guardo l'angolo che sottendete e so immediatamente quanto siete distanti, ma non siete tutti alti uguali. Però cosa avete in comune? Avete il fatto che le vostre sedie sono separate più o meno dalla stessa distanza. Ok? Se io quella distanza la conosco, saranno circa 1 metro, allora posso fare questa cosa. Invece di misurare le vostre dimensioni angolari, quello che faccio è di contare il numero di coppie di persone in funzione della loro distanza. Domanda: quante coppie di persone ci sono in questa stanza che hanno una separazione fra di loro maggiori delle dimensioni di questa stanza? 0. Quante ce ne sono che hanno una separazione fra di loro inferiore alla dimensione alla separazione delle sedie? 0. Quante ce ne sono che hanno una distanza che è 2 volte e mezza le sedie? Alcune. Quante ce ne sono che hanno una separazione che è esattamente la separazione fra le sedie? Tantissime.
Quella che sto misurando è quella che si chiama la funzione di correlazione a due punti. Nel vostro caso questa funzione di correlazione che posso misurare ha un massimo alla distanza a cui sono poste in media le sedie. E quindi io da questa informazione posso ricavare qual è la distanza fra voi e me, che è esattamente quello che facciamo quando osserviamo le galassie. Voi potreste dirmi, sì, vabbè, ma perché le galassie dovrebbero avere una separazione, una distanza a cui sono separate preferenziale rispetto a qualsiasi altra? Le galassie non stanno sedute sulle sedie. E qui interviene la fisica dell'universo primordiale, che è meravigliosa. L'universo molto molto giovane, quando aveva circa 400.000, un po' prima di 400.000 anni, i primi 400.000 anni, l'universo era molto diverso da come lo vediamo adesso. Era sostanzialmente un plasma gassoso, gas e luce, se volete molto molto simile all'interno del nostro Sole, ok? Molto caldo, molto denso. La densità e la temperatura erano molto 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 uniformi, eccetto per delle piccole perturbazioni. Come erano queste perturbazioni? In qualche modo erano molto simili alle perturbazioni che voi potete pensare di generare quando buttate un sasso in una fontana, quelle che vedete in figura. Cosa succede quando buttate un sasso? Le perturbazioni si propagano, in questo caso come cerchi concentrici. Come vedete, l'onda la cui cresta è maggiore è quella più esterna. E questo è successo nel plasma dell'universo primordiale. C'erano delle piccolissime perturbazioni che hanno cominciato a propagarsi e lo hanno fatto per 400.000 anni. Dopodiché, dopo 400.000 anni, le condizioni fisiche dell'universo sono cambiate in maniera molto drastica. Che è come dire che a un certo punto io prendo quello stagno, quella fontana, e lo congelo. Okay? Quelle onde rimangono impresse nell'acqua e a quel punto io permetterò la formazione delle galassie solamente in corrispondenza delle creste delle onde. È esattamente quello che è successo al nostro universo. Le galassie si sono formate laddove c'erano delle densità più alte che nel circondario. E siccome la propagazione di queste perturbazioni era di questo tipo, il risultato è che le galassie si formeranno preferenzialmente in corrispondenza del bordo esterno e quindi avranno delle separazioni di coppia che sono ben determinate. È più o meno come la distanza fra le vostre sedie. E noi questa cosa la misuriamo. Grazie a ciò riusciamo a fare lo stesso test di Hubble, ma in maniera molto molto più precisa. E questa è una delle cose che farà Euclid. L'altra, come vi ho detto, cercherà di misurare anche la velocità con cui crescono le strutture nell'universo, non l'espansione dell'universo. L'universo ha una struttura di grande scala estremamente complessa, quella che vedete è una simulazione di un pezzo di universo. La materia si organizza in macrostrutture, ha questa distribuzione spaziale che ricorda un po' una tela di ragno, viene chiamato cosmic web, ci sono filamenti, nodi, regioni prive di materia che si chiamano vuoti cosmici, eccetera, eccetera. E se noi riusciamo a seguire bene l'evoluzione di quel tipo di strutture in maniera quantitativa, riusciamo a vincolare anche la natura dell'energia oscura. Come facciamo a fare questo tipo di misura? Sfruttiamo quello che si chiama l'effetto di lente gravitazionale, che è un effetto generale relativistico. Cos'è una lente gravitazionale? È sostanzialmente lo stesso effetto di una lente ottica. Prendete una lente ottica, la interponete fra voi e una sorgente luminosa. Una lente ottica fatta molto male, per cui l'immagine che voi osservate è un'immagine distorta. Quindi quello che succede, lo vedete in quel grafico, immaginate di avere delle galassie molto lontane che hanno le loro forme. Queste forme sono tipo spirali, delle ellissi
che sono tutte orientate in maniera casuale. Tra voi e le galassie ci mettete della materia, tipicamente materia oscura, che funziona da lente gravitazionale. Questa lente gravitazionale distorce le immagini e lo fa in maniera coerente. Quello che vedete sono delle immagini distorte di queste galassie. Le distorsioni sono molto molto piccole, ma sono coerenti. E voi queste distorsioni riuscite a misurarle se avete tanti oggetti. Per fare questo tipo di misure non è necessario misurare molto bene le distanze, le potete anche misurare maluccio, ma avete bisogno di tanti oggetti. E Euclid farà anche questa cosa. Da una parte, come vi ho detto prima, misurerà bene le posizioni di 30 milioni di galassie e dall'altra parte misurerà un po' meno bene le posizioni di 1 miliardo di galassie. Okay? Questo, attraverso questa misura, riuscirà a tracciare la storia di evoluzione delle strutture nell'universo. Queste sono le due cose principali che farà Euclid. Questo diventa un po' troppo tecnico e quindi passo direttamente all'altro grande esperimento che viene fatto adesso e che ha a che fare con il telescopio James Webb. Quanto tempo ho ancora? Sì, ci siamo perfettamente. Il telescopio James Webb è molto diverso dal telescopio Euclid. È pensato per osservare l'universo estremamente distante. Lo scopo principale di questo, non l'unico, lo scopo principale di questo telescopio è di riuscire a vedere quando si sono formate le prime galassie e quindi deve andare molto profondo con le distanze. Per questo, se volete, James Webb cerca di osservare l'universo in lungo e non in largo. Okay? Ha quella forma strana, ha uno specchio di circa 6,5 metri di diametro, molto grande per un oggetto che sta nello spazio, e osserva non in luce visibile ma in luce infrarossa. Il motivo per cui osserva in luce infrarossa è perché, come vi ho detto, c'è questo effetto di redshift, per cui la luce che viene emessa da una sorgente naturale visibile, molto distante, noi la osserviamo nelle frequenze infrarosse. E quindi James Webb misura nell'infrarosso. Il campo di vista di James Webb è molto diverso da quello di Euclid. Il campo di vista di Euclid è quel campo grigio che contiene la Luna, il campo di vista di James Webb è quel quadratino bianco con la cornicetta rossa. James Webb ha un campo di vista estremamente piccolo ed ha una risoluzione angolare estremamente grande. Okay? Quindi davvero fa delle osservazioni che sono molto diverse da quelle di Euclid e fa delle osservazioni che sono esteticamente eccezionalmente belle. Una cosa che uno può provare a immaginare è cosa sarebbe successo se ai tempi del grande dibattito la natura delle nebulose, i vari Shapley, Hubble e compagnia, avessero avuto a disposizione il telescopio James Webb. Benissimo, puntando il telescopio James Webb su una di queste nebulose veramente diffuse, gassose, questo è quello che si vede. Immediatamente uno vede che si tratta di gas. Questi sono resti di esplosioni di supernove, sono nebulose che si trovano all'interno della nostra galassia, estremamente spettacolari, ma chiaramente lì dentro non ci sono stelle, quello è solo gas che è stato emesso durante l'esplosione di una stella. Le nebulose cosiddette spirali, che si sono rivelate essere galassie esterne, osservate da James Webb, hanno questa apparenza e sono chiaramente degli oggetti che contengono stelle, le vedete lungo le spirali di quell'oggetto, quegli oggetti molto luminosi, nonché l'emissione al centro. Chiaramente questo non è un oggetto fatto di gas, questo è un oggetto principalmente fatto di stelle. Okay? Vi prego di notare il dettaglio
incredibile con cui James Webb riesce a osservare gli oggetti astrofisici. Ma come vi ho detto, James ha, per confronto, vi ho messo a destra un oggetto simile, una nebulosa spirale, una galassia, così come la osservava Hubble. Okay? Questa è la differenza diciamo così, di capacità tecnologica che abbiamo raggiunto in circa 100 anni. Ma come vi ho detto, James Webb è stato principalmente pensato per osservare l'universo molto giovane, oggetti molto molto distanti. Sulla sinistra vedete un campo osservato da James Webb e quello che viene fatto è di osservare, cercare all'interno di quei campi, che sono composti principalmente anche in quel caso di oggetti galattici, galassie molto distanti, cercare gli oggetti più distanti possibili. In quel campo ce n'è uno, per esempio, quel puntino rosso è una galassia che sta a un redshift pari a 13, ovvero è una galassia che sta rispetto a noi a una distanza di circa 13 miliardi e mezzo di anni luce, ovvero stiamo vedendo quella galassia quando l'universo aveva 400 milioni di anni, adesso ne ha circa 13,7 miliardi. Okay? Sono tra gli oggetti più distanti che riusciamo a vedere e James Webb riesce a vederli, è stato costruito per questo. Una cosa vorrei puntualizzare. James Webb vede galassie ad altissimo redshift nell'epoca in cui si stanno formando. Successivamente al lancio del telescopio James Webb, ovviamente tutta la focalizzazione della ricerca scientifica è stata esattamente quella di vedere, di identificare le galassie più distanti possibili. E tra i primi risultati che hanno avuto molto clamore mediatico ce ne sono stati alcuni che dicevano di aver osservato delle galassie estremamente distanti nell'universo molto giovane, già piuttosto formate. Okay? E questo avrebbe messo in crisi il modello cosmologico, perché galassie di quel tipo a un'epoca così primordiale non ce ne dovevano essere. Benissimo. Queste osservazioni si sono dimostrate essere sostanzialmente fallaci, ma non per cattiveria, perché è molto 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 difficile misurare il redshift di questi oggetti bene. E quindi, giustamente, la comunità scientifica ha scrutinato ulteriormente quelle osservazioni e si è concluso che effettivamente non erano corrette. Okay? Giusto per chiarezza. Cosa ha trovato James Webb di molto molto interessante però? Allora, una cosa la si può capire immediatamente. A sinistra che ho fatto vedere è la stessa immagine del campo Euclid che vi ho fatto vedere precedentemente. Diciamo che quella è più o meno una fotografia del nostro universo quando aveva circa 5 miliardi di anni. E come vedete, come vi ho detto prima, è pieno di galassie. A destra c'è una foto fatta da James Webb su un campo molto più piccolo, ricordate, quando l'universo aveva in quel caso circa 1 miliardo di anni, molto prima. Continuiamo a vedere tante galassie. Una delle osservazioni principali e stupefacenti del telescopio è che l'universo ad alto redshift contiene molte più galassie di quante ce ne aspettassimo. Le galassie si sono formate molto prima e molto più efficientemente di quanto pensassimo inizialmente. Per essere più quantitativi la gente usa questo tipo di misure, in quel caso quello che vedete, la banda arancione rappresenta il numero di galassie per unità di volume sull'asse Y in funzione della loro luminosità. Il fatto che la banda arancione non si sovrapponga a quelle varie curve, che sono le predizioni dei modelli, dice in maniera quantitativa quello che vi ho appena detto in maniera qualitativa. Ci sono più galassie di quante ce ne aspettassimo. E quindi i modelli di formazione galattica, di formazione delle galassie, vanno modificati.
Un'altra cosa che ha scoperto, la vediamo da qui, e diciamo mi dà il destro per chiarire anche un altro concetto. Le galassie molto molto distanti che James Webb osserva sono molto distanti, molto diverse da quelle che noi osserviamo nell'universo attuale. A sinistra quel pezzettino, quella galassietta rossa, è l'oggetto più distante osservato da James Webb, una galassia che era già presente quando l'universo aveva circa 250 milioni di anni. Okay? È a una distanza di circa 13 miliardi e mezzo di anni luce da noi e ha una dimensione di circa 250 anni luce. Se la confrontate con le galassie che popolano il nostro universo, questa galassia ha una dimensione molto più piccola. Tipicamente le galassie come la nostra hanno una dimensione di 100.000 anni luce. Se confrontate le masse, una galassia come la nostra contiene circa 100 miliardi di stelle. Quella galassia lì, osservata da James Webb, contiene viceversa 100 milioni di stelle. È molto più piccola, sia fisicamente che in termini di massa, è molto più compatta, ma non è piccolissima. La cosa stupefacente è che le galassie a quell'epoca, già 250 milioni di anni dopo il Big Bang, contenevano già tante stelle. La formazione stellare nelle prime fasi dell'universo è avvenuta molto più rapidamente di quanto i modelli prevedevano. E di nuovo, per essere un pochino più quantitativo, vi mostro questa immagine. Sull'asse delle Y la quantità che viene raffigurata è il numero di stelle che viene formato ogni anno per unità di volume nell'universo. Okay? Il tasso di formazione stellare nell'universo in funzione del redshift. Okay? Nella parte sinistra è l'epoca attuale, nella parte destra andiamo verso tempi remoti. Quella curva nera era il modello che noi ci aspettavamo, che meglio fittava i dati sperimentali, che meglio riproduceva i dati sperimentali prima del lancio del telescopio James Webb. C'è un picco a redshift intorno 2-3, diciamo 3-4 miliardi di anni fa, che è l'epoca in cui nell'universo le stelle si sono formate più velocemente, quello che viene chiamato il mezzogiorno cosmico. Adesso si formano meno velocemente, quello che viene chiamato, noi vivremmo nel pomeriggio cosmico. Prima, tornando indietro nel tempo, si va verso la cosiddetta alba cosmica, che è laddove ad alto redshift quella curva decresce. James Webb ha detto che l'alba cosmica avviene molto prima. Quella curva rossa sta lì per riprodurre i dati di James Webb che ci stanno dicendo che appunto le galassie ad altissimo redshift contenevano tante stelle e quindi le stelle dovevano essere formate in maniera molto veloce già nelle prime fasi di storia dell'universo. Un'ultima parola sui buchi neri. James Webb ha anche osservato i buchi neri, quelli supermassicci, ad altissimo redshift, quindi nell'universo molto giovane. E quello che ha sostanzialmente trovato è che, di nuovo, in quelle galassie molto piccole, che noi osserviamo ad altissimo redshift quando l'universo era molto giovane, sono presenti già dei buchi neri formati al loro centro e la loro massa è già molto grande. E di nuovo, questa osservazione non va bene, non è ciò che ci si attendeva e non rispetta quelli che pensavamo fossero le modalità con cui si forma un buco nero. La modalità standard di formazione di un buco nero è sostanzialmente questa.
Buchi neri si formano inizialmente dal collasso di stelle, dall'esplosione di stelle molto molto grandi. Queste esplodono, la parte centrale rimane lì, collassa in un buco nero. Questo buco nero inizialmente è abbastanza piccolo, diciamo qualche massa solare, ma poi accresce gas, accresce materia tutto intorno e diventa molto grande. Questo è lo scenario standard. Bene, con questo scenario non riusciamo a riprodurre le osservazioni di James Webb. Bisogna modificare il modo in cui i buchi neri crescono, e si formano e crescono, e senza entrare nel tecnico si pensa a modalità alternative di formazione dei primi buchi neri e dei buchi neri primordiali. Dopodiché, e qui davvero finisco, ogni volta che noi osserviamo nuove regioni dell'universo o le osserviamo sotto nuove lunghezze d'onda, ogni volta che apriamo una nuova finestra osservativa è garantito che si trovano cose nuove che non ci aspettavamo. James Webb di cose nuove ne ha trovate tante. Una che ancora facciamo fatica a capire sono questi oggettini che vengono chiamati little red dots, cioè piccoli puntini rossi, che sono oggetti molto strani. Sono oggetti che, come vedete, stanno a redshift intermedi, non sono distantissimi, sono molto molto compatti, molto rossi e non sono fatti di stelle. La gente si sta chiedendo ormai da un paio d'anni che cosa sono, ed è uscito giusto la settimana scorsa un nuovo articolo su Nature che suggerisce in maniera abbastanza convincente che questi dovrebbero essere dei buchi neri in fase anche loro supermassivi, in una fase piuttosto breve della loro evoluzione, che stanno sostanzialmente accrescendo molto materiale, gas, che li circonda, e viceversa questi sistemi sono caratterizzati dall'avere pochissime stelle, sono quasi esclusivamente gassosi. Ed è una cosa che nessuno si aspettava di trovare. Benissimo. Concludo dicendo che ormai da un paio di decenni, e si spera anche nei prossimi decenni, noi cerchiamo davvero di osservare l'universo in queste modalità, sia in lungo che in largo. In largo facciamo campagne osservative per cercare di osservare regioni sempre più ampie di universo, frazioni sempre maggiori dell'universo osservabile, come fa Euclid, come ha fatto la Survey DESI prima, come farà la Survey Rubin, telescopio a terra, fra poco, e lancio l'anno prossimo come farà il satellite Roman della NASA. Dopodiché cerchiamo anche di studiare l'universo per il lungo, e lo facciamo sia da terra con i telescopi dell'Osservatorio Spaziale Europeo Very Large Telescope, VLT, in Cile, come fa ormai da tanto tempo il telescopio spaziale Hubble, come sta facendo James Webb, come farà fra poco l'Extremely Large Telescope, di nuovo dell'Osservatorio Spaziale Europeo, ormai in fase di costruzione, e come si spera che farà in futuro il satellite della NASA Origin. Avremo sempre queste due modalità di osservazione, sempre più in là e sempre più in largo. Vi lascio le conclusioni, che più o meno le ho già sottolineate durante il mio intervento, e come sempre quando faccio questo tipo di presentazioni mi viene sempre da pensare che cosa avrebbero pensato gente come Hubble, Kapteyn, se avessero potuto vedere le cose che sto vedendo io e avete visto voi stasera. Chiaramente sarebbero riempiti di meraviglia, non riesco a pensare ad altro, e io spero che un pochino di quella meraviglia l'abbiate provata anche voi questa sera. Ho concluso. Grazie professor Branchini per la veramente interessante relazione e conferenza che ci ha fatto vedere questo universo così misterioso, così grande, così importante. Domande? Sicuramente ci saranno delle domande. Cominciamo. No, tu per... Ecco, qualche anno fa
venne fuori un articolo molto interessante dove si diceva che avevano scoperto un pianeta molto simile alla Terra e adesso avevano dato anche un nome, non me lo ricordo perché è passato almeno 5-6 anni, e voglio sapere, sono cose attendibili o sono dei lanci che poi effettivamente possono rappresentare quello che potrebbe essere un desiderio di? Allora, io non sono un esperto di esopianeti, come si chiama, però gli esopianeti anzitutto esistono, okay? Ormai credo che ne abbiamo osservati circa un 200 e la lista continua a allungarsi. Quindi il problema non è tanto se esistono altri sistemi solari o altri sistemi planetari, esistono, li osserviamo, sappiamo dove sono, li osserviamo anche molto bene. Il problema è se questi sistemi possano contenere dei pianeti, diciamo, in quella che viene chiamata la fascia, che permetterebbe l'esistenza della vita, una fascia intorno alla stella che sia sufficientemente lontana dalla stella da non essere investita dalle radiazioni di vario tipo dell'oggetto centrale, ma che non sia neanche troppo distante da essere appunto troppo distante da ricevere calore. Che non siano estremamente grandi, come potrebbe essere il pianeta Giove, perché pianeti di quel tipo non hanno sostanzialmente una crosta solida. E quindi si cerca di capire se pianeti di questo tipo possano esistere. Ci sono alcuni candidati interessanti, non ce n'è uno solo, però per nessuno di questi esiste l'osservazione regina che ci direbbe sì, quello è un pianeta che potrebbe ospitare la vita. L'osservazione regina sarebbe semplicemente di osservare nello spettro di quell'oggetto delle righe di assorbimento di emissione che possano essere univocamente associabili alla presenza d'acqua o di vapore acqueo. Quando questo verrà osservato, allora penso che c'è un enorme sforzo in questo senso. Io non ne ho parlato in questa conferenza, ma per esempio il satellite Roman avrà a bordo uno spettrografo dedicato esattamente alla ricerca di esopianeti, e diciamo che è una delle grosse linee di ricerca e speranze nel prossimo futuro. Chiaramente il primo che osserva la riga del vapore acqueo nello spettro di un esopianeta vince il Nobel, chiaramente. C'è un'altra domanda? Grazie. Senta, grosso modo a spanne io ero rimasto al fatto che l'universo è fatto da più o meno 100 miliardi di galassie, forse sono di più, ognuna con 100 miliardi di stelle, che è poco importante. Se uno prende la solita bellissima immagine della radiazione fossile, ci vede dentro tutta una serie di fluttuazioni. Ma per spiegare l'origine di 100 miliardi di galassie o giù di lì, ci vorrebbero 100 miliardi di fluttuazioni nello spettro della radiazione fossile, che mi chiedo, ci sono o ce lo immaginiamo? Perché lo spettro della radiazione fossile, quello almeno dei satelliti del 2005 o giù di lì, non ha questo dettaglio. Chiedevo se per caso il dettaglio c'è, è venuto fuori oppure no. Grazie. Il dettaglio sta dietro di me. Come? Il dettaglio sta dietro di me. Quella mappa è la mappa delle fluttuazioni di temperatura nel fondo cosmico di microonde osservato dal satellite Planck. Ma non ci sono 100 miliardi di fluttuazioni. Ma quella che noi guardiamo è la foto dell'universo quando aveva 400.000 anni. Okay? Ed è la foto di un pezzettino di universo, è la foto di quel pezzettino di universo
380.000 anni dopo l'inizio. Sì, ma tra noi e quell'immagine c'è tutto l'universo. Bisogna tener conto dell'evoluzione temporale, ok? Quello che noi stiamo vedendo sono le fluttuazioni a quell'epoca, che poi sono evolute. Ma allora, se vuole, trasformo la domanda. Sì. Quante fluttuazioni si riesce a vedere in quell'immagine? Allora, il quante non credo che sia che si possa quantificare. Quello che si può quantificare sono l'ampiezza delle fluttuazioni, la coerenza delle fluttuazioni e soprattutto si può cercare di capire se quelle fluttuazioni con quel tipo di coerenza e con quell'ampiezza, se gli si dà abbastanza tempo e abbastanza volume, possano portare alla formazione di quei 100 miliardi di galassie. La risposta è sì, ci si riesce, ma a un prezzo. Bisogna introdurre la materia oscura. Senza la materia oscura, quelle fluttuazioni non riescono a formare le galassie. Perfetto. Grazie. Allora, qualche altra domanda? Bellissimo, veramente grazie. Per un ematologo che ha sempre studiato il globulo rosso, che siamo passati dai buchi neri ai puntini rossi, mi è piaciuto moltissimo. Ma più seriamente credo che si ricollega alle fluttuazioni. Io ho fatto vedere quella bellissima increspatura, ma vorrei sapere chi è che ha buttato il sasso. Allora, chi ha buttato il sasso più o meno lo sappiamo. È stato un processo che si chiama inflazione cosmologica. L'inflazione cosmologica è sostanzialmente almeno crediamo che sia stata, una transizione di fase del nostro universo. Quando l'universo era estremamente giovane, noi pensiamo che l'universo abbia avuto appunto una transizione di fase come quelle che osserviamo nei sistemi, che ne so, in vari sistemi fisici. Possono essere i ferromagneti, quando diventano da paramagneti immediatamente transiscono in ferromagneti, oppure quando si cambia stato dal solido a gassoso o da solido a liquido, una transizione di fase, a seguito del quale l'universo, di cui inizialmente non abbiamo conoscenza, abbia avuto una fase di violenta espansione accelerata, durata pochissimo. Okay? L'universo che noi osserviamo, questo è quello che predice il modello standard, rappresenta sostanzialmente una regione estremamente piccola dell'universo originale, dell'universo totale. E l'universo che noi osserviamo adesso e che probabilmente osserveremo in futuro è comunque una regione molto piccola. Quindi immaginiamo questo sistema, non sappiamo com'era l'universo all'inizio, ma quello che crediamo e abbiamo evidenza abbastanza diretta è che quando l'universo era estremamente giovane, per una frazione di tempo molto piccola, l'universo si sia strecciato enormemente. Okay? Cosa succede in questo fenomeno che appunto si chiama inflazione cosmologica? Succede che scale molto piccole, improvvisamente, essendo che lo spazio-tempo viene strecciato, viene allargato, diventano scale di interesse cosmologico. Okay? Quindi, diciamo, scale microscopiche improvvisamente diventano scale che sono importanti sulla stessa scala dell'orizzonte cosmologico. Okay? È un fenomeno stocastico abbastanza difficile, non tirerei in ballo la stocasticità in questo caso, è proprio descrivibile come una transizione di fase. Ma il punto fondamentale è che strecciando lo spazio-tempo in maniera estremamente violenta,
diventano importanti i fenomeni che sono tipicamente microscopici, ovvero cosa c'è di molto importante sulle scale microscopiche? Sono importanti gli effetti di tipo quantistico e quindi le fluttuazioni nel vuoto quantistico. Okay? Se io metto energia per strecciare l'universo, okay, uno dei modi in cui questa energia può essere utilizzata, la faccio molto semplice, è per esempio quello di promuovere a particelle reali le particelle virtuali che tipicamente si trovano nel vuoto quantistico. Il vuoto quantistico è sostanzialmente descrivibile come un insieme di particelle e antiparticelle che si creano e si riannichilano in tempi molto brevi, in modo tale da garantire la validità del principio di indeterminazione di Heisenberg. La fluttuazione temporale deve essere sufficientemente piccola da garantire che questo effetto rimanga virtuale. Okay? Però queste coppie di particelle e antiparticelle virtuali io le posso fisicamente separare se ci metto dell'energia. E noi queste cose in laboratorio le sappiamo fare. Questa energia che è andata nel processo inflazionario ha sostanzialmente contribuito a promuovere, così pensiamo che sia andata, queste coppie virtuali di particelle e antiparticelle in particelle reali. E quindi, a causa di ciò, regioni dove prima non c'erano particelle o comunque c'era una densità di particelle sostanzialmente omogenea, improvvisamente si trovano ad avere un eccesso di particelle e quella è una fluttuazione di densità. Uno si può dire, va bene, sembra molto tirato per i capelli, però noi sappiamo anche, data la teoria, sappiamo anche quali sono le caratteristiche fisiche di quelle fluttuazioni. Sappiamo quale deve essere stata la loro coerenza spaziale. E se queste sono davvero state le fluttuazioni che hanno dato origine alle strutture cosmologiche o alle fluttuazioni del fondo cosmico che avete visto prima, la stessa coerenza spaziale che io vedo nelle fluttuazioni del fondo cosmico su scale sufficientemente grandi dovrebbe essere la stessa che il mio modello di inflazione ha predetto. È vero? È vero. L'inflazione prevede delle fluttuazioni che sono perfettamente coerenti che hanno delle caratteristiche che sono perfettamente coerenti con quelle che noi vediamo nel fondo cosmico di microonde. Ok. C'è qualche altro Volevo collegarmi a quello che diceva lei. La slide successiva dove si vede la rete dell'universo. Purtroppo non va più avanti e indietro. Vabbè, sembra come una zona di onde stazionarie, forse, ecco quella lì, e che quindi si siano formate nei ventri o nelle cuspidi di queste onde stazionarie un'aggregazione maggiore di stelle e quindi di galassie, è così più o meno? Sì, è abbastanza vero. È come se questo network Sì. fosse il riflesso, lo faccio per analogia, però Di quella roba lì. di tanti sassi buttati nello stagno e la figura di interferenza di queste. Ho capito. Sì, esatto. Grazie. Una domanda, tu puoi dire che possiamo... Una domanda che probabilmente non ha senso, ma lei ha detto che al centro di ogni galassia c'è un buco nero, giusto? Buco nero è una iperconcentrazione di massa, no? Sì. Perché si allontanano, no, i sistemi? Cioè lei ha detto che nella galassia le varie componenti tendono ad allontanarsi. No. All'interno di una galassia, la galassia è un sistema dinamicamente stabile. Okay. Possono ruotare, possono esserci dispersioni di velocità, ma una galassia è un sistema dinamicamente stabile. Okay. Se io fotografo la nostra galassia adesso e la rifotografo tra 1 miliardo di anni, o se vado a vedere com'era 2 miliardi di anni fa, la struttura rimane la stessa. Okay. La nostra Quindi galassia non si espande. Quello che si espande
è quello che chi si allontanano sono le galassie fra di loro. Ah, ok. Non all'interno di una galassia, ma tra le galassie. Grazie. Va bene, direi che c'è stato un bel dibattito. Io ho solo una curiosità, che poi... Allora, lei ha parlato di un'alba cosmica, di un mezzogiorno cosmico, di un pomeriggio cosmico. E la notte? E la Cosa notte sarà? è quella... Quando arriverà? Cosa succederà? Allora, sì, queste sono tutte analogie Sì, va bene, era per chiudere. Come dire, termini che vengono utilizzati, diciamo, per vedere meglio il prodotto, diciamo. Sono tipicamente i colleghi americani che usano queste analogie. Allora, no, il futuro dell'universo, come ho detto, non lo sappiamo bene, perché non abbiamo ancora capito che cos'è l'energia oscura. Diciamo che fino a 1 anno e mezzo fa quasi tutti credevano che l'energia oscura fosse una cosa molto semplice, che chiamiamo costante cosmologica, e se fosse stato così il nostro universo avrebbe continuato ad espandere in maniera accelerata, e in questo scenario le stelle avrebbero continuato a formarsi sempre più lentamente, dopodiché si sarebbero spente e si sarebbe raggiunta quella che chiamiamo la morte termica dell'universo. Quindi la notte cosmica era sostanzialmente il futuro in un tempo scala di qualche miliardo di anni, diciamo una decina di miliardi di anni. Le ultimissime osservazioni di cui non vi ho parlato tendono a darci un quadro un pochino complesso. L'energia oscura sarebbe un pochino più esotica di quanto ci aspettavamo, e non è detto che questa fase di accelerazione debba durare per sempre. È anche per questo che Euclid, di cui non ho mostrato i risultati perché i primi dati usciranno a ottobre di quest'anno, sarà così importante, perché con i dati di Euclid si spera riusciremo a capire meglio appunto cosa sta succedendo alla dinamica dell'universo in termini di velocità di espansione e di accelerazione della sua espansione. Allora, chiedo solo se a fisica è possibile altre conferenze di questo tipo, sui buchi neri o su altre vediamo cosa si può fare. Ma non qui, no, dico, non sono previsti. Allora, è molto interessante. Vabbè, insomma, chiedono una replica qui, chiedono di capire vedremo cosa si può fare, comunque se ci sono sicuramente delle altre. ma a fisica non credo che ci sia un programma esplicito di conferenze per il grande pubblico. Ci sono i seminari dipartimentali anche abbastanza generali, però diciamo non esattamente divulgativi, ecco. Allora, ringraziamo ancora il professor Branchini per l'interessantissima conferenza e vi do l'appuntamento per giovedì 22 gennaio, sì, che è sempre ore 17, no, ho sbagliato, giovedì 22 ore 17 avremo Antonio Brancic dell'Università di Genova che parlerà di cemento armato, il cemento armato e Genova, una storia poco conosciuta specialmente in città. Vi aspettiamo numerosi. Arrivederci.